31 minuti dopo le 8 del mattino, puntata del 1 giugno, lunedì dei due di Via Venturi. Con grande piacere ritroviamo un nostro caro amico e grande Carissimo professionista, un raccontastorie e non di quelle che lasciano così, no? Vere storie della tradizione della in Sardegna. tradizione. Gianluca Medas, Gianluca buongiorno. Medas, ben trovato. Ciao. Anche più giovane. Vabbè, d'altronde, allora, il pizzetto, la barbetta fanno moda e fanno figo, anche se in realtà Gianluca li portava da 100 anni, quindi non è proprio questione di moda. Adesso sì, ma è ovvio, il viso un po' più pulito toglie qualche anno, no? Come mai questa scelta sicuramente di toglierti? Ma hai perso una scommessa? no, guarda, quest'anno è stato in incredibile. effetti tu li hai portati pizzo e barba Sì, sempre. Sempre. Io infatti la mia memoria anche fotografica non ricordava te senza la barba. Sì, sei stata. Quindi sono rettaggi familiari. Sì, la barba sì, poi chiaramente la faccia è uno strumento di comunicazione, quindi barba lunga, barba corta a seconda dell'occasione. Ho capito. Ma adesso l'hai tolta perché devi fare uno spettacolo o Sì. qualcosa? Ecco, vedi, allora si farà ricrescere, tornerà. Non è E come ti senti tu però? Spoglio un po'? No, anzi, ti dirò, è una bella sensazione. Sì, che sembra bianco mente a rosa, mamma mia. Oh, perfetto, benissimo. Ha parlato invece quello che i capelli ce l'ha neri veri certo. che gli crescono solo di questo colore. Adesso basta, non ricammare. E che sotto non è bianco come il mio Babbo compasso Natale, cerebrale. vabbè. Parliamo dell'attore Velospite. Innanzitutto qui Gianluca, con la mia grande voglia di vederlo anche nel piccolo schermo al più presto possibile. Sì, qua cominciamo a vedere qua, ma io vorrei vederti nei tuoi contesti, che sono sempre quelli meravigliosi delle storie che si raccontano, e l'ho sentito venerdì sera, eravamo insieme in un posto raccontare, tra l'altro a proposito di per lavoro. A proposito di politiche regionali o comunali, c'era una storia, la storia della gallina puddighina, no? Che c'entra molto. Certo non te la faccio raccontare, sarebbe bello, però è un problema. Ma è almeno un... Vabbè, il senso, no, allora è una Com'è è una filastrocca quasi, Sì, perché sì. è uno scioglilingua, cioè una roba che per un attimo ho detto adesso gli si stacca la lingua e gli parto via, perché è un pezzo che lui fa bellissimo, ma come del resto tanti altri, dove c'è una velocità di parola pazzesca. È lo scioglilingua, sì. Il senso di quel racconto, di quella Che storia se la popolare. gallina non fa l'uovo, non è perché la gallina non fa l'uovo, tutti devono fare il loro dovere e così gli altri cambiano. Oh, ok, insomma C'è anche un aspetto morale. certo, ci mancherebbe. Per pensare al cambiamento bisogna che tutti si muovano, Sì. insomma, ecco. Allora, dunque, due spettacoli in realtà ti vedono protagonista in queste ore, perché uno stasera Sì. su Cicito Masala. Sì, al Teatro Sì e Boi, vino e poesia insieme, il sapore della poesia. Racconteremo e leggeremo le poesie di Francesco Masala, poesia Senduas Limbas, con il vino Le Ghiaie della cantina Meloni, assaggeremo proprio la poesia. Ah, che bello, vedi? Presidente, lei vada, che così Sì, almeno perché ho la visto poesia che non c'è la il vino. sentirà Non mi neanche, ma il interessa, vino. se il vino, sì, è una buona Almeno cantina. quello. Ma io ho avuto l'onore di conoscere bene anche il poeta che dice. Senti, ma a proposito di poeta, Per ragioni politiche, io ho casualmente un libro qui che è appunto il libro di Masala, dove ci sono delle poesie, e se noi ti rubassimo o le sai tutte a memoria? No, memoria no, però Se ti rubassimo io direi un di sì. frammento? un piccolo frammento, Dai. sì. Sì, dai. Allora ti presto questo libro, guarda, tienilo bene che lo custodisco Era anche un uomo, posso dire io, anche molto polemico nella vita. Era un uomo difficile, ma proprio per infatti, questo Vogliamo dirlo chi era, perché magari non tutti lo conoscono. Francesco Masala è stato probabilmente il poeta più, questa è la mia opinione personale, più importante del Novecento sardo. Credo di sì. Polemista, poeta, politicamente impegnato a sinistra, ha vissuto tutto il periodo. Anche nel mio, lo posso dire, a fianco al sottoscritto in un grande partito. Sì, però non lo diciamo perché siamo ancora in infatti, silenzio. esatto. No, non sono andato oltre. Lui era di un gruppo di intellettuali, Simon Mossa, Placido Cherchi, insomma veramente Eliseo Spiga, che hanno dato un grandissimo contributo alla Sardegna, e lui, diciamo, è stato l'ultimo a lasciarci. Sì. Ti leggo solo le prime due righe. Tutti in paese mi chiamano culo bianco il campanaro, sono pagato per suonare. Il paese è un pugno di case, vi muore poca gente, ma la campana dei morti ha sempre lavoro. E basta così. Che meraviglia. No, certo, io rimango. Allora, la mia devozione, la chiamo così perché in realtà non trovo altro termine nei confronti di Gianluca, è proprio
quasi l'invidia sana di chi ha una grande dote, saper raccontare. Sì. E ovviamente questo non è che È figlio d'arte. esatto, da ieri a oggi è tutto un processo di uno studio che ormai va avanti per te da quanti anni? Da quando ero piccolino. In ogni caso non mai smettere di studiare nel nostro mestiere, perché in realtà non si è mai imparato abbastanza per poter dire io sono. Io spero di diventare, voglio dire, perché poi è inutile che noi facciamo il nostro lavoro imitando gli altri. Cerchiamo sempre di trovare una strada per raccontare delle cose, perché persone che imitano gli altri ce ne sono. Lo sai, Matteo, lo sapete. No, certo, beh, vabbè, imitare lui è difficile, trovarne un altro. Fortunatamente è un'impresa impossibile, quindi ne abbiamo uno originale e ce lo teniamo stretto. Non è possibile. Fino al 2048 in questa sede rimarrà a cantare come gli usignoli. Mi sto strappando le Andiamo prese, avanti. perché questo mi ha già detto io al primo di agosto, Primo settembre sono in pensione. comincerò a fare le vacanze e da lì non smetterò più. Allora lo sto convincendo a dire: guarda che io ho da pagare 30 anni di mutuo, se te ne vai come faccio io? Scusa, lo devo sensibilizzare Invece sui di temi caldi nell'arte, no? ma poi guarda, le cose belle, non è vero, veramente, nelle cose peggiori no, della veramente, vita, l'interesse. no. Ma l'arte non è interesse. La verità è certo. stata un'altra. Gli ho detto: guarda che chi come te per anni non ha fatto niente, no scherzo, chi come te per anni ha fatto e si è sempre svegliato, puoi dirlo. si è dato da fare, poi se si ferma di botto muore il giorno dopo. Quindi, Guarda, io con questo poeta che il testè lui ha citato, se te lo dico, ho fatto grosse battaglie morali e ideali. Non ce ed ne- ero un grande amico di quel posso, poeta. posso anche Ma dire tu non le sai, Marta le dice che il Marco poeta Mameli. ci piace, ma di lei non ce ne frega niente. Lo so. Detto questo, giovedì invece c'è uno spettacolo sulla Brigata Fammi un po' di Sassari. Federico. Sì, Gianluca annuisce. Annuisco. Dunque, giovedì invece prepariamo uno spettacolo a cui io tengo molto, che già facemmo nel 2001 ed è un inedito praticamente, è tratto da uno sceneggiato televisivo scritto da un testo di Giuseppe De Sì, Le Trincee. Noi abbiamo tratto uno spettacolo che ricostruisce una delle battaglie dell'Isonzo, furono tantissime, alcune le vincemmo, le più importanti, molte le perdemmo. Noi mettiamo in evidenza però una cosa, perché anche la parola celebrazione del centenario ci sembra un'offesa nei confronti di tutte quelle persone che sono morte. Noi invece mettiamo un puntino su questa data, sono 100 anni dallo scoppio della guerra, non ci dimentichiamo che morirono quasi 14.000 sardi. Sì. E quindi questi Perché uomini... lui dice anche 18.000. No, 14.000, più ci sono i feriti, più i mutilati. sì, è questo fatto viene trascurato. Troppa retorica della guerra, invece secondo me bisogna avere il coraggio di dire la guerra fa schifo, e non mi è sembrato di I sentirlo. drammi umani, metti in evidenza i drammi umani. Assolutamente. La guerra fa schifo, lo diciamo Sì, ad alta anch'io, voce. Il fatto è che poi attraverso la guerra ci sono industrie su industrie su industrie, Sì. interessi su interessi su interessi che vengono, non dico celati, perché poi alla fine non si celano neanche, vengono No. proprio messi lì in piazza e uno dice beh, questa è la normalità, e Poi quindi quella era la questo peggiore, la guerra meno utile dobbiamo per prendere tutti i atto. popoli. Ma comunque Quindi giovedì ore 21, Teatro Fertini Meda Sarguasila, insomma venite perché ne vale veramente la pena, è uno spettacolo molto bello. Io voglio capire una cosa: quando metti in scena degli spettacoli così importanti, che vanno poi ovviamente a toccare anche argomenti così delicati, o comunque a ripercorrere non solo la guerra, la grande guerra, insomma alla fine è storia, si trova sui libri, Sì. ma ci sono anche spettacoli che tu affronti di determinate storie o comunque argomenti che fanno parte anche soprattutto del tessuto sardo. Sì. Dove si trovano le informazioni per prepararsi? Perché spesso non è la facile. guerra mondiale, ok, Ci sono, a me interessano molto le microstorie della nostra terra, sono straordinarie perché comunque sono storie universali comunque. A volte devi andare sul campo, fare interviste alle persone, il ricordo del ricordo. Per esempio ricordo la storia di Riteda del Barigado, una ragazza che sposò quest'uomo che era ricco, venne diseredato perché lui sposò una burda, la chiamavano, senza padre, quindi era un disonore pazzesco. O se sposi lei, addirittura le dissero no, fai una cosa, vieni a casa, fai la serva, così diventi l'amante di quest'uomo e che si sposa una donna ricca del paese. Lui non volle, lei non volle, e a quel punto lui morì in guerra e fu una croce per questa donna. questa chi te l'ha raccontata? Ho trovato un libro che per fortuna ho trovato e ho provato a raccontarla. L'ho raccontata un po' in giro per la Sardegna e devo dire che molti avevano dimenticato, neanche conoscevano, però è importante recuperarle queste storie, perché sai, ci sono toponimi che sono legati a una storia, luoghi, case, noi siamo pieni di memoria, ma la memoria non è solo guardarsi indietro, la memoria è
prendere atto di ciò che è accaduto e andare avanti. Certo. La storia di Ritedda io mi auguro che non capiti mai più, perché questa ragazza morì poverissima, solo per aver amato. Io qua, Figli, no? qua abbiamo Non è vero, presentato parecchi libri e continueremo a farlo dando spazio ai giovani scrittori e meno giovani, comunque quelli che hanno magari portato alla luce un testo, e piace vedere insomma che le cose non rimangano lì in un cassetto ma si possono anche raccontare trovando uno spazietto, e qui quello spazietto lo troviamo perché la cultura, sembriamo, in realtà la cultura è affidata tutta a lui, perché la parte culturale è lui e la parte diciamo un po' più frivola sono io. Questo è quello che ci diciamo, poi in realtà è il contrario. L'uomo brillante però è lui. io ho letto questo libro che abbiamo presentato qua, Salvadora, che parlava appunto Sì. di una figura che ce ne saranno state tante, ma di una Sì, in negli anni particolare. 60 rappresentava, no? Una parte del costume della E sai Sardegna. che me lo sono mangiato quel libro, perché era proprio bella la storia, perché poi comunque credo che tutto quello che ti si racconta e che non hai mai conosciuto, perché io non sono nato in Sardegna, quindi quelle tradizioni l'ho solo sentite raccontare, e anche per chi è nato in Sardegna, le cose che ti stanno vicino e che raccontano cosa è stato della tua terra o comunque del posto in cui vivi, secondo me attraggono molto. Sì. E io credo che l'appeal del tuo pubblico stia proprio, oltre nella tua bravura vostra, di tutto il tuo gruppo di lavoro, ma anche dal fatto che tu racconti la Sardegna. C'è veramente bisogno, anche perché la televisione generalista sta annullando le microstorie. Cioè noi siamo su Facebook, siamo su Twitter, sappiamo tutto di New York, sappiamo tutto di Londra e non sappiamo niente della nostra terra. Drammi sociali Vero. economici di questo. Adesso sappiamo Sì, che cosa c'è la facciamo? pubblicità, dobbiamo per forza andare a lasciare lo spazio agli inserzionisti, torniamo tra poco. Allora andiamo adesso, dovremmo al telefono tra poco recuperare Maria Luisa Carcan Giubaire, titolare del convento di San Giuseppe, perché c'è un bel avvenimento ed evento in realtà nei prossimi giorni dal 5 al 7 di giugno, non appena ci daranno l'ok dalla regia che la avremo al telefono la saluteremo con molto piacere. Tornando invece a Gianluca Medas, che è qui in studio con noi questa mattina, io fuori onda tra le tante cose ho detto: ma senti, ma se uno ti dicesse qual è lo spettacolo, qual è la cosa che ti verrebbe proprio più spontaneo fare nel momento in cui al volo ti dice dai fammi un pezzo di, tu cosa risponderesti? La risposta la so già perché te l'ho chiesto fuori onda, però C'è Lo la spettacolo ripeto. che più l'anno scorso mi ha colpito, che è Cane al vento, la figura di Rias Portoru, di Rias, di Efis, che è straordinario, questo servo che viveva con le sorelle Pintor, che non le ha mai lasciate. A un certo punto fa tutto un percorso fin quando l'ultima sorella si sposa, e allora lui, mentre lei va a sposarsi, rimane solo a casa e guarda la sua vita, rilegge tutta la sua vita. Lui ha fatto tante cose per loro perché le amava, ed è che un attimo sente che è arrivato il suo momento, ed ecco che muore, e mentre muore dice: io ho fatto tutto per voi ed ora sono stanco, devo andare. E chiude gli occhi e muore. È bellissima, è una scena meravigliosa. Chiaramente lui non dice questo, è una scena piccolina, giusto per il tempo. no, ci mancherebbe altro. No, io rimango sempre affascinato, lo dico anche pubblicamente, da tutto quello che fa Gianluca e da quello che è Gianluca, perché ho un po' questa sorta di sensazione quando c'è Gianluca, come se fosse come una figura che così, raccontando queste storie con questo modo, faccia quasi da papà anche, no? Sì. E quindi questa figura rassicurante, non Io so, che ho anche una certa età, come uno dice arriva Gianluca Meda sul palco, perfetto, c'è lui, siamo a quando posto. parlo, esatto, io ripropongo tutta anche la mia fanciullezza ogni volta che tu reciti, anche questo momento visto anche in televisione. Siccome io sono nato nel 46, io ho vissuto bene i drammi sociali anche del 50, dopo la guerra, queste sofferenze, anche fatti di costume che sovente tu, no? Palesi dei sardi. I Medas hanno aiutato tanto la città a recuperare una sorta di serenità. Cade la bombardata, i Medas nel convento di San Mauro in qualche modo distribuivano divertimento,
lo facevano assolutamente gratuitamente. Ma come eravate concepiti ai tempi? Saltimbanchi? No, erano una famiglia che faceva teatro, cantava. Tra l'altro cantando finirono alla Rai, vinsero una televisione molto importante che era il microfono è vostro, o il Campanile d'Oro, che tra l'altro è nei depositi del comune di Cagliari. Cagliari non sa neppure di questo premio. Molto bene. Sì, perché a volte ci sono delle storie parallele a quelle che racconti, che sono la realtà. Tra l'altro divertentissimo, siccome si votava con le cartoline, le finali andarono la Sardegna e la Sicilia e le cartoline sarde sparirono. Allora i sardi votarono sui fichi d'India e gettarono i sacchi in mare. Ci fu un'interrogazione di Crespellani al Parlamento su questa cosa, perché fu uno scandalo, e gli diedero un campanile d'argento come premio perché li avevano boicottati. Noi stiamo parlando di fine anni 50, i primi 60. Non ricordo la data esatta. Sì. Esisteva anche lì già questa propensione per il boicottaggio, ragazzi. Poco sì. Non c'è un periodo della vita dell'essere umano. Sicuramente è da Adamo ed Eva, che appunto con Eva che mangiò la mela, che vollero boicottare, da lì che si cominciò a boicottare. Ma era una trasmissione ultra seguita in Italia. Sì. Ultra seguita in Italia. Poi l'ho sentita anch'io, nonostante non ci fosse. Fecero una cosa che era fighissima, regalarono i voti, erano già passati, regalarono i loro voti a Trieste, che era da poco rientrata nel novero del tricolore italiano, e quindi questo fu visto dagli italiani come... Tu, se dovessi definirti, come ti definiresti? Un pensatore del terzo millennio, un attore che ancora cerca di portare in giro la cultura quando la cultura è difficile da portare in giro, visto che i primi che dovrebbero sponsorizzarla o perlomeno sostenerla non ci credono, cioè il governo, mi sembra i governi. Di essere un vecchio Aedo ai tempi di Facebook. È complicato però. Sì, però sai, è una sfida perché devi sintetizzarla la comunicazione. Leggevo da poco che praticamente qualcuno sta tentando di rispolverare la scrittura con la penna stilografica, e quindi in qualche maniera riappropriarci di quella capacità di poter mettere nero su bianco quell'inchiostro, al di là della penna che si utilizzi, per togliere la ruggine che si è creata in tutti questi anni. Tu scrivi ancora a penna? Scrivo prima a penna, poi trasferisco sul computer per inviare ai miei collaboratori, però il primo impatto è il colore dell'inchiostro, poi devo prendere penne particolari perché ho la mano calda che esplode e quindi non deve esplodere mentre scrivo. La tua cultura si è formata attraverso tutto quello che hai fatto per ovviamente il tuo mestiere e quindi raccontare le storie, però se tu di tuo ti trovi in una giornata di libertà, la prima cosa che fai, aprire un libro o andare a fare due passi in un bosco piuttosto che al mare, piuttosto che? Guarda, vado al mare e apro un libro. Vado al mare, al bar di Marina Pico, la prima fermata, e mi godo la giornata, mi faccio il bagno. E su che libri vai? In genere mi piace molto la storia, per cui leggo storie di storia. Rimani comunque aggrappato alla fine al contesto che vivi anche per mestiere, cioè è proprio una passione sostanzialmente. La storia è bellissima, senza storia noi non abbiamo la capacità di leggere il presente. Memoria, ma poi come fai a comprendere il mondo che ti circonda oggi, quello che potrebbe essere? Anche vedi, la prima guerra mondiale scoppiò perché c'era tutto un background precedente che spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, si sta riavvicinando. È per quello che io non amo celebrare questa prima guerra mondiale, perché leggo attorno dei segni che non mi piacciono per niente. Però attenzione, che potrebbero portare alla terza, che potrebbero portare a tensioni molto forti. Però alla fine noi come ma anche come italiani diamo una lettura diversa perché è nata la prima guerra mondiale. Attenzione, è bene anche dirle, noi ne parliamo spesso senza scendere nei dettagli, però attenzione, in effetti alcune regioni non erano ancora patrimonio della cultura italica. Trieste. Allora, ma non fu per quello che si apriò. No, noi entrammo con questo obiettivo. Fu per motivazioni economiche. La Germania diceva siamo la locomotiva d'Europa. Allora, però attenzione, altrimenti falseremo, non dobbiamo mai falsare la storia. La nostra entrata, poi abbiamo commesso degli errori diversi. Prima triplice alleanza, poi triplice intesa. È il gioco tanico, deve essere. Però l'obiettivo di riunire anche Trieste, Fiume, tutte queste città al territorio italiano era sentitissimo, perché la terza guerra di indipendenza non risolse definitivamente. Allora gli dobbiamo dare anche questa colorazione patriottica per
motivare anche la nostra presenza, non era per motivi economici tipo la Germania o l'Austria o la Russia. Però io ti dico, i confini geografici della cartina geografica politica sono rossi del sangue dei soldati che sono morti per... Io non credo ai confini delle nazioni, per me la nazione oggi è qualcosa che è inconcepibile, è confini. Allora, per te esiste il consorzio umano, per me esiste la cartina geografica e basta. Avevamo capito, è un Gandhi moderno. Allora, un Gandhi qua, moderno. come ho già detto, più di 25 minuti che sono già volati e passati, dobbiamo veramente fermarci. Il consiglio è, se vuoi te lo puoi portare dietro sì. il 4 giugno, quindi giovedì prossimo al Teatro Fratelli Medas per Trincea, tratto questo spettacolo da Giuseppe, dalle trincee di Giuseppe Dessì, ovviamente. Quindi spettacolo che è inserito nel centenario, nel festeggiamenti del centenario della guerra. Lui potrebbe darti un contributo, perché di storia anche quest'uomo è molto appassionato, ti assicuro. Grazie di cuore. Grazie, e la prossima volta che torni Gianluca, magari piacere. ci organizziamo anche qualcosina in più di spettacolo, se vogliamo, così riusciamo non solo a dare quel bel contributo di cultura ai nostri telespettatori o teleascoltatori, ma anche a portarci noi un pochino di quell'area di Gianluca Medas che io non vedo l'ora di vedere in questa televisione presto. Speriamo. Grazie a voi, caro. ciao. Gianluca Medas, i due di Via Venturi. Noi torniamo tra poco dopo i due dell'abitacolo, che saremo sempre noi sostanzialmente, e la pubblicità tra poco.